Scatman's World. Ciao a tutti, raccomandone veneziano, siamo andati su Bus Simulator 16, l'ho un po' abbandonato perché mi sto studiando alla grande le Airbus X di Flight Simulator, quindi ho avuto poco tempo. Poi abbiamo nuovi acquisti, allora abbiamo sempre il nostro Tori Black, Rosy Bean in tutto splendore, Fernando Alonso che ha deciso di fare l'autista anche perché abbiamo visto i risultati a Melbourne, per fortuna è andata bene, ma lui deve fare l'autista. Vanda Nara perché ha pensato che tra una trombata e l'altra con il buon Icardi è bene anche guidare un po' l'autobus per provare i cambi, perché anche là sono belli grossi, a lei piacciono insomma, le cose belle lunghe e grosse, e poi ci assomiglia anche. E poi ragazzi abbiamo preso anche Kylo Ren che dopo l'infortunio su Star Wars per riprendersi aveva bisogno di un lavoro, anche lui poveretto, in crisi di soldi, allora è venuto qua. Quindi anche il nostro buon Kylo Ren è da noi, eccolo qua, visto che voleva il suo sogno emulare Fener, vabbè, si comincia dal basso e si guidano i pulmini della Veneziani Trasporti. Vabbè raga, abbiamo Ramp Auto, sì, lo rinomato così, un nuovo auto, se non mi ricordo se l'ho fatto già vedere, perché sono rincoglionito, è ufficiale. Dobbiamo fare Sky Harrow Tower, questo cazzo di percorso qua. Non mi ricordo più i tasti, non mi ricordo niente, 3, 2, 1. Oh, una festività! Turisti, le puttane vogliono i biglietti, vabbè, oddio. Sta roba. Io non mi ricordo più i tasti, però sono proprio un pil. Sì, ciao, allora. No? Aspetta. No. Cazzo. Oddio, non mi ricordo per niente. E vaffanculo. Ce l'ho fatta! La Veneziani Trasporti è pronta a dominare la scena. Aspetta, devo mettere... Ok, il robo dell'imitatore. Di sto cazzo. Scusate la frase un po' curiosa. Siamo qua, non avevamo mai visto sto distretto qua così, quindi roba nuova, fioi. Sto gioco... non è male, però manca quel qualcosa, cioè... E comunque graficamente, cioè, è indietro. Non possiamo girarci intorno troppo. Lei è indietro. Beppe, lei è indietro. Se lei è indietro, lei è indietro. Che cazzo. Eccoci qua. Guarda, c'è il puttanone anche. C'è il troione. Allora sono più tranquillo. Buono. E vediamo quante ne ho. Aspetta di porte. Three port, in inglese puro, 3 doors. Allora, oddio, sui resti, non mi ricordo un cazzo dei resti. Un giorno regolare. No, ho sbagliato. No, sono un coglionazzo, allora aspetta. Oddio. Allora, ho fatto giusto o no? Oddio. Sì. Vaneggio, studente, one viaggio, studente... Ok, allora oddio, sto andando un po' alla cazzo, sto andando. Cos'ha sta merda? Un viaggio per la luna? No, non voglio, ma poi... Aspetta, lo posso mandare a fare in culo? Brutta merda, io non ti voglio, che cazzo, ubriacone di merda. Se lo premi io sono la Veneziani Trasporti, ho un po' di rispetto. Allora, l'ubriacone, qua che vuole venire da me, oh vecchio. Io sono la Veneziani Trasporti. Punto e anche basta. Ah, Trader Street, benissimo, Trader Street. Una bella fermata. Ma, fioi? Cioè, ma è andato a riprendere la mano? Devo riprendere la mano. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone. Merda. Mamma mia. E insomma ci siamo presi anche Vanda Nara, la zoccolona. E... sì, anche la freccia metto. E Kylo Ren. Il buon Kylo abbiamo.
Siamo arrivati. Piano, porco, piano. Ok. Trader Street. Trader Street. Anche l'ubriaco è arrivato. Oh. Allora, un anziano settimana. Ok, quanto mi ha dato? Aspetta un attimo. Veramente sto vaneggiando. Studente viaggio. Guarda, questi short, fioi, mi fanno impazzire. Mi vogliono provocare sti puttanoni. 2 regolare. La. Banane. Lamponi. Chi c'era con... ma andate a fare in culo però, ve lo dico con il cuore. Cioè io devo anche lavorare, cazzo. Ascolta, deficiente. Cretino. Aspetta. Perché non va? Sorry, cioè, sto cazzo, sorry. Cioè, sorry, proprio te lo ficchi. Te lo ficchi proprio, sorry. Adesso le porte come sono, madonna. La 2 va chiusa, sto arrivando in ritardo, Siamo donne, oltre il culo c'è di più. Oggi, ragazzi, canto per non piangere. Future way. Future. E insomma ho imparato con Airbus X, devo ringraziare anche il buon Mito 125 che ci siamo sentiti su Skype. Penso, vediamo se fare anche qualche video insieme, visto che abbiamo 2 canali anche simili, che anche lui tratta molti simulatori. E poi sto cercando di risentire anche su Till, cacchio, perché qua purtroppo tutti i problemi, i casini che ho... ho sempre rotture di coglioni. Mi piacerebbe fare una modalità Maldonado on con su Till. Cioè, ciao. Sarebbe una figata. Se l'ho contattato prima, vediamo se ci sentiamo su Skype. Siamo in ritardo, vabbè, problemi. C'è qualche problema? È vero, è solo che c'è una festa in città, è pieno di zoccole, madonna. Con tutto il rispetto, Ok, oh, Lady in red. Regolare viaggio. Good day. C2. No, scusa. No, ho sbagliato. No, giusto, ok, boh. Adesso per piacere non bloccate più la roba, perché mi girano i maroni. Non è che ho abbandonato il gioco, ragazzi, è che proprio, fioi. Ho avuto roba da fare. Quindi ho talmente tanti giochi, ragazzi. Si è preso tutti i giochi che ho, veramente da piangere. Mi venivano 3 case, probabilmente. In the touch me, na 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 na. And the look ma che cazzo di percorso ho fatto? Boh, adesso ho fatto una canna quando ho fatto questo percorso. Però uguale, c'è solo nello stesso punto di prima. O sto sbagliando io o non lo so. Boh. Non ci capisco una mazza. Ok. Guarda che bello però, bello sto punto, però dai. Dai, sto gioco alla fine non è malvagio, il discorso è che sì. Ho messo... Aspetta. Ho messo i 2 più bello, però è chiaro che... È chiaro che troppo, cioè, ha un'ottimizzazione inaccettabile. Ok. Buono. Sì, 2 tickets, please.
2T... No, ho sbagliato. 2 ticket, please. 2 ticket. 2 ticket, amore mio. Thanks. Ok. Ah, guarda che bello che lo metto che guida il volante. Non stiamo neanche male per il momento. Ecco, va, stai zitto come te, madonna che nervi. Comunque c'è anche la pioggia, forse avevo che già visto, non mi ricordo. Però sì, non si sporca, cioè non c'è l'acqua solo... ci sono anche i tergicristalli, ma non si bagna il vetro, allora... insomma... Io spero in una mod qualcosa. Devono moddarla a cannone sto gioco. Cioè se lo moddano può venire fuori una bella roba secondo me. Touch me. Guarda come parcheggiano sti stronzi. Piano come relax. Relax. E anche l'ubriacone voleva salire. La mignotta. Devo prendermi assolutamente il dispositivo. Merda. Quello là per girare il track natural. Quello là, insomma. Troppo bisogno. Tic toc, tic toc, tic toc. Certo che il GPS è la cosa più schifosa del pianeta, però, eh. Dai, vecchio, su, dai. Vediamo un attimo la mappa. Dobbiamo arrivare in Queer Street. Ah, due fermate, ma. Che puttana di quella sorellona che hai. Mamma mia, oh, che nervi. Corri, pompa, la devi pompare, Kuma. Anche se pompatori è meglio, però. Quanto sei bella Roma, Roma capoccia. Oggi mi sento un po' romano, ma vedi questo. Proprio romano perfetto. Comunque ho visto, ci sono anche, io ho detto, ma cioè, sponsorizzano i camion e i pullman della Man o della Man o della Uomo, scegliete voi, e dopo non ci sono, invece sono gli ultimi. Una scarica che costa 300.000 euro. Questa non è mia. Stiamo girando intorno comunque. No. Che fermato ho saltato, scusa. Ma devo fermarmi là. Ma che cazzo? No, ma perché? No, aspetta. Adesso sono cazzo. Ma puttana di quella vacca schifosa. Ecco. Come rovinare un bel viaggio. Ma come sia possibile? Perché devo fermarmi là che non l'ho segnata come fermata? Adesso volevo proprio vedere, guarda. Ma guarda le manovre comandiane. Oh. No! Ma vai a fare in culo te e la tua macchina. Era un viaggio perfetto. Ma per me non devo fermarmi là, però. Ma guarda cosa devo fare? Cosa devo fare? Ma guarda. Cioè, viaggio perfetto? No, non va bene. Vediamo sta cazzo di auto. Dai. No! Che puttana di tua mare. Allora, sono curioso, vediamo. So, che devo fermarmi qua. Cioè, non lo capisco. Dai. Questa non è sul fermare, era che Dovevano scendere, vabbè.
Non è meglio a sto punto star fare, lasciamo perdere. A sto punto ho preso i danni del coso, degli incidenti. Ancora. Niente, allora non lo so, sinceramente non capisco. Ho sbagliato il percorso, allora boh, guarda, non comprendo, non comprendo. Cioè, dove... No, perché o sono deficiente, per carità. Su questa ho di fermata, la 5 e la 6. Non lo so, spiegatemi voi ragazzi, mi stanno girando i coglioni. Faccio. Mi sono nervosito ragazzi, scusate, ma era un bel viaggio e non capisco dove ho sbagliato sinceramente. Non l'ho proprio capita, fi. Si vede tanto che non gioco, non lo so. Però ho sbagliato il percorso perché sono tornato qua. Mi rieffio, scusate, da po' che non gioco, a sto punto mi incazzo per niente. Colpa forse non è neanche... Cioè, forse la colpa è mia, anzi sicuramente, però... boh... Spero di aver perso troppi soldi, cazzo. Dio santissimo. Sento che sto facendo il giro 20 volte. Stesso giro. Cazzo di... Ma che cazzo di percorso neanche vedi neanche guardato. Cioè, sono un pirlotto, però. Va bene. Vabbè, speriamo bene. Sì, single, mangiami il pacco. Ok. Che aggiramento di coglioni, era un bel viaggio. No. Posso fare bei viaggi. No. Peccato, ultima fermata, ma vedere quanti soldi ho preso, non penso tanti. L'ultima fermata, ma era quello però, cioè, era quello il percorso. Boh. Vabbè, avrò fatto qualche cappella, dai. Chiedo perdono. Dai, siamo arrivati. Che giramento di cazzo. Siamo arrivati... Arrivate siamo, arrivate. Ok, ciao Fioi. Vediamo com'è andato il nostro viaggio. Insomma, niente di così esaltante. Allora, Alfonso, Fernandone Alonso, esperto, perfetto. Dai. Livello 11. Va bene. 106, perfetto. Buono, raga, sotto il comandante veneziano, se riprendo un attimo la mano, scusate per i vaneggi. Ok, mi manca 2 me ne mancano e finisco questo obiettivo. Perfetto. Raga, un saluto dal comandone e anche un po' veneziano. Ciao!